Non ci sono gravi indizi del fatto che, secondo il costrutto accusatorio, il signor Lorenzon abbia dato mandato e altri abbiano eseguito l'omicidio. Quindi allo stato, per quanto emerge dalle motivazioni della Cassazione, non sarebbero loro gli autori dell'omicidio della signora Ceschilli. Margherita Ceschin fu uccisa il 23 giugno 2023 nella sua abitazione a Conegliano, aggredita, stordita con un colpo alla testa e poi soffocata mentre si trovava sul divano di casa. 12 pagine in cui la Corte di Cassazione ha motivato la decisione di accogliere il ricorso presentato dall'avvocato Fabio Crea, difensore del 79enne. Enzo Lorenzon, ex marito della vittima, è considerato il mandante del delitto, e Joan Maria Guzman, 41 anni, in carcere per concorso in omicidio. Lo stesso vale anche per il 38enne Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico. Le intercettazioni poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare degli imputati e i tabulati telefonici, secondo la Cassazione, sarebbero elementi poco significativi. Ora tutto torna al Tribunale del riesame di Venezia, che dovrà decidere, ma sulla base di quanto emerso in queste ore, gli accusati di questo terribile delitto potrebbero tornare in libertà. Chiederemo che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere venga annullata, spiega l'avvocato Crea. Se il Tribunale del riesame accogliesse sulla base delle motivazioni della Cassazione le nostre richieste, saranno scarcerati. Lorenzon, che si trova in una casa di riposo per gravi problemi di salute, Guzman e Lorenzo, in carcere a Treviso, potrebbero tornare a casa. Così anche per José Luis Mateo Garcia, 29enne, anche lui di origini domenicane, arrestato in Spagna ed ora recluso a Belluno. Se la Cassazione ha ritenuto che nei confronti di coloro che erano stati intercettati, cioè Lorenzon, Guzman e Lorenzo, queste intercettazioni non sono sufficienti come eventi indiziari, a maggior ragione ritengo che la questione di mancanza di indizi debba estendersi nei confronti della persona arrestata in Spagna. L'omicidio di Margherita Ceschin, se tutto questo dovesse accadere, rimarrà senza colpevoli, almeno fino a quando non emergeranno nuovi elementi.